Oggi giornata internazionale contro la violenza sulle donne, iniziativa al Tribunale di Agrigento, femminicidio a Partinico e in prima serata su TV uno speciale tutto al femminile. Si ribalta un peschereccio carico di migranti a mezzo miglio da Lampedusa, nuova tragedia. Si sgretola una parte della montagna di Ciuccafa, sul posto i vigili del fuoco, paura per i residenti. Calcio eccellenza all'Acragas pareggia, in promozione vincono tutte le agrigentine. Basket, la Fortitudo perde a Roma. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Questura di Agrigento aderisce alla campagna di protezione Questo non è amore, organizzato in collaborazione con il Tribunale e la Procura della Repubblica di Agrigento, un evento di informazione e sensibilizzazione al Palazzo di Giustizia di Agrigento. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne fissate dall'ONU, Organizzazione Nazioni Unite, il 25 novembre di ogni anno, la Questura di Agrigento, in linea con le direttive del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito della campagna di protezione Questo non è amore, ha organizzato in sinergia con il Tribunale e la Procura della Repubblica di Agrigento un evento di informazione e sensibilizzazione. L'evento si è svolto stamani dalle 9 in poi al piano terra del Tribunale, dove è stato allestito un front office informativo dove sono stati inoltre distribuiti gli opuscoli dal titolo Questo non è amore, redatti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pensati come strumento utile per il cittadino. Ha partecipato il personale della Questura specializzato nel settore, nonché componenti della locale rete antiviolenza Telefono Aiuto e rappresentanti dell'autorità giudiziaria. La violenza di genere è un tema attualissimo, il nostro Dipartimento adesso sta puntando molto sulla sensibilizzazione di questa problematica diffusa in determinati territori come il nostro e per cercare anche di tirar fuori da certe situazioni di estrema difficoltà e di disagio, tirar fuori delle notizie anche che possono avvalorare le nostre posizioni. In particolare mi riferisco ad esempio al potere monitorio del questore attraverso l'ammonimento con cui la parte viene viene diffidata andando a cessare la condotta molesta e persecutoria verso la propria vittima e dall'altra parte viene invitata a rivolgersi al telefono, all'associazione antiviolenza, Telefono Aiuto e devo dire anche con un discreto successo perché per ora in qualche situazione siamo riusciti intesa con loro a risolvere la problematica. Tantissimi ogni giorno sono i casi di violenza sulle donne. L'ultimo in ordine di tempo è il caso successo a Partinico e questo ci rammarica molto, specialmente a noi che siamo ogni giorno a fianco delle donne e cerchiamo di dare loro coraggio di uscire fuori da questa situazione. E anche oggi questo punto informativo vuole essere anche un messaggio per tutte quelle donne che non hanno ancora il coraggio di rompere il silenzio, di rivolgersi alle forze dell'ordine, di chiamare un centro antiviolenza. Noi siamo qui, rivolgersi alle forze dell'ordine, chiamare il telefono aiuto, un numero semplice 0922 22 922, chiamare il 112, il 113, rivolgersi alle forze dell'ordine anche per avere l'informazione su cosa fare. Questo è fondamentale, oggi soprattutto in questa giornata ma in tutti i giorni dell'anno perché appunto noi siamo accanto alle donne 365 giorni l'anno. Personalmente ricevo le donne vittime di violenza, il nostro ufficio all'interno della Questura di Agrigento è un punto di ascolto, di informazione, non è detto che le donne devono venire solo per denunciare, a volte vengono anche per avere qualche consiglio, per essere incoraggiate e poi magari successivamente decidono su cosa fare. L'importante è l'ammonimento del questore che è uno strumento valido che si stanno ottenendo degli ottimi risultati. Trentenne uccisa a Partinico dall'amante 51enne che ha confessato la giovane madre di un bambino di 11 anni era incinta. I particolari nel servizio. Verrà eseguita oggi l'autopsia sul corpo di Anna Maria Lacrimuara di Piazza, la trentenne uccisa a Partinico dal suo amante Antonio Borgia, imprenditore di 51 anni. Proprio oggi, 25 novembre, giornata nazionale contro la violenza sulle donne. All'Istituto di Medicina Legale del Policlinico verrà eseguito l'esame autoptico sull'ennesima vittima di femminicidio. L'esame svelerà se la trentenne era davvero incinta, come rivelato al suo amante prima di morire.
morire e se il racconto del crudele omicidio di Borgia corrisponde a realtà. Della gravidanza era una conoscenza anche la mamma di Ana e alcune sue amiche. Intanto gli inquirenti, in attesa del risultato dell'autopsia, continuano a lavorare per far chiarezza e giustizia sull'omicidio. Tra le prove che hanno inchiodato Borgia ci sarebbe una telefonata arrivata al 112 venerdì mattina, poco dopo le 8, grazie alla quale gli investigatori sono riusciti a risalire all'imprenditore. Un omicidio brutale, si dice, e quella telefonata è importantissima perché grazie a essa si riesce a risalire all'assassino. A farla sono due donne che si trovano in auto e che ad un tratto si accorgono di una ragazza insanguinata che fugge per strada lungo la statale tra Partinico e Alcamo e poco dietro un furgone che sembra inseguirla. Le donne descrivono il colore del mezzo e la scritta pubblicitaria. Tutti elementi, quelli forniti nella telefonata, che saranno indispensabili per risalire ed inchiodare Borgia. E sempre oggi si attende la convalida dell'arresto dell'imprenditore, un atto quasi scontato dato che l'uomo ha confessato il delitto. E stasera su TV in prima serata una trasmissione tutta al femminile, ospiti le presidenti delle associazioni del territorio, uno speciale in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Vediamo in anteprima uno stralcio dello speciale. Oggi 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, TV ha accolto l'invito dell'Associazione Femminili Agrigentine che insieme ai rappresentanti di Telefono Aiuto vogliono esserci e lanciare proposte e un forte messaggio. Una puntata speciale con numerosi ospiti che ha percorso l'impegno e le conquiste e i progetti futuri finalizzati ad arginare un fenomeno che è purtroppo in larghissima espansione. Condotto da Margherita Trupiano, la trasmissione andrà in onda questa sera alle ore 21 e domani in replica alle ore 16 sul canale LCN 92 del digitale terrestre. Eccone un brevissimo stralcio. Oggi è il 25 novembre. È una data storica purtroppo per l'assassinio delle sorelle Mirabal e anche oggi noi qui da TVA, insieme alle più belle espressioni dell'impegno sociale femminile della nostra città, vogliamo riflettere su questa escalation di violenze che culminano troppo spesso in omicidi, anzi in femminicidi, che cosa ancora più grave. Tutto questo oggi lo facciamo con Marina Arnone, presidente dell'Associazione Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia, con Giusica Reca, attrice e donna impegnata nel sociale, con Carola De Paoli, presidente dell'Associazione Donne Elettrici, con Maria Giovanna Gualniera, vicepresidente della FIDAPA, Angela Megna, presidente dell'associazione Ciac Donna, Olga Milano, presidente del SOR Optimist e ancora Antonella Gallo Carraba, presidente dell'associazione che gestisce Telefono Aiuto, e Sabina Schifano, che è la legale di questa associazione. Il mare era in tempesta con onde alte quasi 2 metri. Non appena le prime motovedette sono arrivate, l'imbarcazione, probabilmente per l'improvviso agitarsi dei migranti a bordo, si è capovolta sotto gli occhi dei soccorritori. In tutto sono state messe in salvo 149 persone, ma i superstiti hanno raccontato di diversi dispersi, una storia di vita e di morte scritta e riscritta, nuova mattanza di migranti a Lampedusa. Anche in questo caso avevano raggiunto la salvezza a mezzo miglio dalla Maggiore delle Pelagie quando il peschereccio si è ribaltato e sono finiti in mare. A Lampedusa non è cambiato nulla, i migranti continuano a morire. Questo è il commento dell'eurodeputato Pietro Bartalo. Il servizio è di Lello Casesa. I primi 2 corpi li hanno recuperati ieri, altri 5 corpi rinvenuti, tutti di donne, ma le ricerche dei mezzi continuano senza sosta. Gli agenti della squadra mobile di Agrigento hanno ascoltato per tutta la notte i superstiti, diverse nazionalità, eritrei, tunisini, pakistani, algerini ed anche alcuni cittadini libici in fuga dai bombardamenti. Sembra che il barcone sia partito 2 giorni fa da una spiaggia al confine tra la Libia e la Tunisia.
A 2 passi dall'isola stavamo passeggiando lungo il tratto di costa su Cala Galera, racconta Stefano Martello, ed abbiamo visto la barca navigare verso il porto. Le onde erano altissime e rischiavano di capovolgere l'imbarcazione. Abbiamo chiamato la capitaneria e le motovedette sono arrivate nel giro di pochi minuti, quando i migranti erano già in acqua, molto probabilmente per l'arrivo dei soccorsi e sotto gli occhi dei soccorritori. L'Europa dimostri di rispettare la loro dignità, ha detto ieri Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno. Il porto sicuro sarà concesso anche a loro. Ieri c'è stato un naufragio, sono morte tante persone, ancora una scena tragica, drammatica, terribile, disumana, vergognosa, che anche oggi possa succedere tutto questo. Non è cambiato nulla. E la mia scelta, dopo tutti questi anni, 30 anni di entrare in politica, proprio deriva da questo. Dico, ma è possibile che non cambia nulla? Ogni giorno deve vedere sempre le stesse cose. Forse è più utile che io vada, invece di fare il medico, ci sarà qualche altro medico qua farà che quello che ho fatto io. E quindi forse è meglio che io entro in politica, perché io credo nella politica, nella buona politica, la politica quella vera, quella che abbiamo. Ecco, la politica, quella che tutti dicono con la P maiuscola, quella che è fatta con sentimento, con passione, con amore, è fatta soprattutto come servizio, perché politica è questa. Il ministro degli esteri Di Maio, in visita nell'Agrigentino, ha fatto tappa a Licata, si è scusato per il ritardo perché la Sicilia, in ginocchio per il maltempo, ha detto, non è meno importante, di Venezia c'è il servizio. È proseguito da Licata ieri mattina il tour in Sicilia del ministro e capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio. La visita del ministro degli esteri è stata programmata nel comune di Licata, duramente colpito dal maltempo della scorsa settimana, per sabato mattina, ma è slittata di 24 ore per l'incontro a Roma che Di Maio ha avuto con Beppe Grillo. Giunto alle 9 in punto in piazza Progresso, dove ha sede il municipio, il ministro, accompagnato da Giancarlo Cancelleri e dall'ex sindaco della città di Licata, Angelo Cambiano, che fa parte del suo staff, è salito al primo piano del Palazzo Municipale per incontrare il sindaco Giuseppe Galanti e i consiglieri comunali. Quello che purtroppo sta vivendo Licata, avete tutta la mia solidarietà, lo hanno vissuto altri comuni siciliani dal 25 ottobre qui, e succede ormai da anni in questa parte dell'anno. È una parte dell'anno in cui sia dallo Stato centrale che dalla regione siciliana si stanziano milioni di euro per emergenze legate ai danni del maltempo. Un maltempo che non è che si stia abbattendo sempre nelle stesse forme, mareggiate, allagamenti, bombe d'acqua, che peggiorano sempre di più di anno in anno. Sono fenomeni atmosferici che si trasformano, che cambiano e peggiorano, e non è possibile che comuni come questo, ma come tanti altri del nostro martoriato sud, possano affrontare le sfide di progettazione, messa in sicurezza, riqualificazione, rifacimento con strutture tecniche comunali che sono veramente di pochissime unità. Il vice ministro Giancarlo Cancelleri ha annunciato che il governo ha proposto al comune di Licata, all'ANAS e alla regione Sicilia la sottoscrizione di un protocollo d'intesa in base al quale l'ANAS interverrebbe nella qualità di ente progettuale appaltante per la realizzazione delle opere di risanamento del dissesto idrogeologico per la messa in sicurezza del territorio comunale, opera per la quale sin dal 2016 giace un apposito finanziamento di 30 milioni di euro già regolarmente deliberato dal governo regionale. La massima collaborazione da parte del governo nazionale per poter mettere a disposizione del comune di Licata e della regione siciliana la struttura dell'ANAS, la struttura dello Stato, per poter intervenire in maniera rapida e in maniera veloce attraverso un protocollo d'intesa. Noi abbiamo come governo, come ANAS, già firmato, il comune di Licata lo ha apprezzato ed è pronto a firmarlo, manca la regione siciliana e spero che il presidente Musumeci possa apprezzare e soprattutto fare sinergia per dare alla città di Licata le giuste risposte che mancano da troppo tempo. Perché non erano stati spesi questi soldi? E questa è una bella domanda, dovreste credo farla a questo governo e anche al governo precedente, perché è dal 2016 che sono chiusi in un cassetto del Dipartimento dell'Ambiente e chiaramente qualcuno se ne ha dimenticato. Il comune aveva fatto la sua parte con i progetti esecutivi? Questo non lo so e non credo, però oggi dico, al di là delle polemiche che
credo che poi rimangano stucchevoli. Io penso che sia giusto anche andare avanti rispetto a quella che è la situazione. Dobbiamo intervenire subito affinché non si ripeta fra 3 anni che qualcuno poi venga a dire rifacciamo un protocollo d'intesa, ci sono 30 milioni di euro di nuovo in un cassetto. Alle 10:15 il ministro Di Maio ha lasciato il municipio di Licata, diretto a Gran Michele e a Cireale, nel catanese, dove ad attenderlo c'erano cittadini e attivisti del Movimento 5 Stelle che ha incontrato in 2 eventi pubblici. Poi ha fatto le ultime 2 tappe, entrambe in provincia di Enna, a Leonforte, un sopralluogo in una zona danneggiata dalle alluvioni, mentre in serata ha incontrato simpatizzanti e cittadini a Val Guarnera Caropepe, dove si è concluso il tour siciliano del ministro degli esteri. Torna la paura a Porto Empedocle. Questa mattina si è sgretolata una parte della montagna di Contrada a Ciuccafa. Lo smottamento probabilmente è dovuto al maltempo e ha preoccupato e non poco i residenti della zona. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che monitorano la montagna che si trova a ridosso delle palazzine. L'acqua fornita è troppo torbida, ha bloccato il rifornimento al partitore idrico Franco e tanti comuni rimangono a secco. Girgenti Acqua ha infatti ridotto l'alimentazione ai centri forniti dal partitore idrico di Aragona. La fornitura verrà quindi ridotta da Agrigento, Aragona, Comitini, Porto Empedocle e Favara. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Degrado al carcere di Agrigento, il garante dei detenuti scrive al ministro Bonafede, i particolari nel servizio. Il carcere di Lorenzo di Contrada Petrusa ancora al centro delle polemiche e dell'attenzione di soggetti istituzionali. A pochi giorni dalla missiva firmata dal presidente della regione Nello Musumeci a chiedere interventi al ministro della giustizia Alfonso Bonafede e il garante regionale dei diritti per i detenuti Giovanni Fiandaca. Lo ha fatto con una lettera con la quale denuncia l'esigenza improcrastinabile di rimediare alle gravi e molteplici carenze di svariata natura da tempo riscontrabili nella casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento. Nella lettera Fiandaca fa il punto su tutte le carenze riscontrate nell'istituto penitenziario e sulle segnalazioni fatte nel tempo dal suo ufficio e in ultimo dal nuovo provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria Cinzia Calandrino, giudicando improcrastinabile un cambio di passo a partire dall'avvio di una manutenzione straordinaria ad ampio raggio della struttura carceraria. Assai opportuno, conclude il garante, che lo stesso presidente della regione abbia ritenuto di dover unire la sua voce per ribadire la necessità che tutti i soggetti istituzionalmente responsabili realizzino in tempi ragionevoli gli interventi necessari per migliorare le condizioni strutturali e di funzionamento insieme con le condizioni di vita detentive all'interno dell'Istituto Pasquale Di Lorenzo di Agrigento. La casa circondariale di Agrigento è stata realizzata e consegnata nel 1987, ma nonostante non sia troppo datata si presenta sostanzialmente integra, seppur con qualche segno di usura. Nei vari bracci si registrano copiose infiltrazioni d'acqua piovana che in alcuni casi veniva raccolta e convogliata con mezzi precari e di fortuna, secchi, sacchetti di plastica, bacinelle, sia nei locali destinati al casellario, all'accettazione e all'ufficio matricola, come nei corridoi dove l'acqua continua a gocciolare provocando danni alle strutture e disagi. L'infiltrazione di acqua inoltre ha reso inagibili alcune celle. Recentemente il deputato nazionale di Fratelli d'Italia Carolina Marchi ha presentato un'interrogazione al ministro della giustizia con la quale viene evidenziato come il taglio di 64 unità di personale penitenziario voluto dalla legge Madia abbia creato situazioni di sovraccarico lavorativo e di stress in un settore dove la tranquillità dei lavoratori è fondamentale per la sicurezza degli stessi e dei detenuti. Sono già state registrate a Roma le prime 8 puntate del varietà televisivo nazionale Dema Show, un programma ideato e condotto dall'agrigentino originario di San Biagio Platani, Biagio De Martino. Il varietà mette in vetrina gli emigranti provenienti da tutte le regioni d'Italia. La trasmissione andrà in onda anche su Televideo Agrigento. Vediamo. Dema Show, nuovo appuntamento che andrà in onda con l'anno nuovo, una trasmissione interessante che ripropone il target che tu solitamente hai fatto finora. Ecco, le novità di questa nuova trasmissione e quando possiamo vederla e dove?
Sì, The Show diciamo che è un appuntamento nuovissimo, originale per alcuni punti di vista, e lo vedremo ovviamente sulla rete di TVA dalla metà di gennaio in poi. Saranno 16 puntate, ma la diversità delle altre volte è che negli anni precedenti abbiamo visto cantare gente proveniente dal circuito regionale, invece questa volta i cantanti provengono da tutte le regioni d'Italia, quindi chi arriva da Arezzo, da Pistoia, Pisa, Rimini, Roma e tante città ancora. E ti dirò di più che c'è gente anche che proviene dalla Francia, dal Belgio e dalla Germania. Sono 18 puntate complete, abbiamo tanti gruppi, uno tra i quali è molto importante perché l'ho voluto personalmente io, che sono i Fiori del Mandorlo di Agrigento, quindi ho voluto risaltare un po' il folklore agrigentino lì a Roma, assieme alle Maggiorette di Pomezia. Ho avuto questi due gruppi diciamo come ospiti, ma tutto il resto sono dei cantanti che provengono diciamo da tutta Italia. Siamo lì a Roma, registriamo questo grande format chiamato The Show, si può capire benissimo che proviene dal mio cognome, da De Martino, e che ho il piacere insomma di vestire a festa l'emittente TVA con questa mia trasmissione. Le novità di quest'anno, so che c'è stata anche una ricerca nel territorio nostro agrigentino con degli spettacoli seguitissimi durante tutta l'estate. Sì, io sono stato in giro quest'estate, come lo sarò per quello futuro, a caccia di talenti, nel senso che noi organizzavamo dei concorsi canori e ovviamente senza effettuare nessun tipo di provino, chi vinceva la trasmissione accedeva per diritto a questa trasmissione, anche perché io ho reclutato sì tanti giovani talenti, però è anche vero che se ne scrivono da tutta Italia. Pensate, i numeri sono astronomici, veramente sono numeri davvero molto alti, e quindi si deve fare una cernita abbastanza ponderata, attenta, però per diritto chi vinceva, chi ha vinto in questi festival che abbiamo fatto, e sono stati come dici tu davvero tanti, accede per diritto alla trasmissione, e già si sono esibiti, che li vedremo anche qui a TVA. Il Comitato Lavoratori dei Cantieri Servizi, composto da disoccupati, licenziati e precari di Messina, Servizi Bene Comune, ha voluto realizzare una giornata simbolica di riqualificazione per dimostrare in maniera concreta che ci sarebbe tanto lavoro da fare. Vediamo. All'interno del comune ci sono persone capaci che ci possono insegnare come tagliare gli alberi, come pulire le fogne, e ci sono pure i mezzi. Messina Servizi ha comprato i mezzi che li esca fuori e faccia lavorare le persone, perché Messina Servizi non ha bisogno di 100 operai, ma bensì 200, 250, il sindaco ha detto 150, ma io penso che questa città ce n'ha tanto bisogno di operai, c'è tanto verde, e questo lo sappiamo, è negli occhi di tutti, ci sono i progetti, ci sono i soldi. Cerchiamo di farli rimanere qua per noi, per questa città, perché con noi possiamo dire ai nostri figli: qua abbiamo pulito noi e l'abbiamo fatto bene, non le ditte che vengono qua, tagliano gli alberi e fanno qua e se ne vanno e si prendono i soldi. Non è più giusto, noi bossisti non permetteremo più alle ditte di venire qua e si mangiano i nostri soldi. Questo è poco ma sicuro. In tutte le azioni noi andremo, in tutti i tavoli, in prefettura andremo, poi andremo davanti al sindaco, porteremo la nostra protesta. Ebbene lo sappia il sindaco che ci riceve. Questa amministrazione ci deve dimostrare che gli deve mettere la faccia pure loro. O dicono: ragazzi, abbiamo sbagliato e abbiamo buttato i soldi per sviluppare a voi. Dobbiamo prendere le ditte, e vengono qua le ditte e noi facciamo una guerra, perché le ditte qua non vengono più. Tutto questo potenziale di lavoratori, che sono 540 circa, ma emblematico è stato il bando emesso da Messina Servizi, dove assumeva 100 persone per un anno e si sono presentati in 2500. Quindi il potenziale dei disoccupati è tantissimo, è altissimo. Dobbiamo solamente organizzarli e fare in modo che si avviano in questa città politiche del lavoro, che non siano solamente politiche assistenziali di tampone solo per periodi brevi, perché da fare, come dicevano i lavoratori, a Messina ce n'è tantissimo, da riqualificare delle zone come questa di grande valore artistico e culturale, ce ne sono altre, ci sono le scalinate, le ville, e il lavoro deve essere mantenuto pubblico, cioè il bene deve essere mantenuto pubblico, perché privatizzando si dà nelle mani ai privati, e i privati devono fare profitto, solamente profitto, e non ampliano nessuna prospettiva. Sapete bene che qui le risorse sono della regione siciliana, quindi nel momento in cui finiranno queste risorse i cantieri ad esempio saranno chiusi. Allora? Ovviamente le risorse sono state stanziate e sono quelle.
Le risorse non sono solamente della Regione, ci sono le risorse dell'Europa, ci sono le risorse nazionali. Noi dobbiamo lavorare, ingrandirci e focalizzare la lotta, la battaglia che arrivi anche a Roma, perché è lì che noi dobbiamo farci sentire, è lì che loro stanziano, è lì che loro poi richiedono all'Europa i fondi per finanziare tutti questi lavori socialmente utili, perché comunque il fine deve essere questo, non devono essere cantieri servizi per 3 mesi l'anno, devono essere lavori socialmente utili continuativi che garantiscono un lavoro a questi disoccupati tutto l'anno. A Favara un incontro culturale su Monsignor Giuseppe Di Marco. Vediamo. Ricordare Monsignor Di Marco, un'iniziativa che ha avuto tanto successo. Sì, come centro di bioetica Evangelium Vitae abbiamo ritenuto di ricordare Monsignor Di Marco perché è stato un grande sacerdote nella nostra diocesi di Agrigento. È stato un grande padre spirituale perché ha saputo coniugare una evangelizzazione capace di andare oltre gli schemi di un tempo e di guardare ai lontani. Monsignor Di Marco è riuscito a creare nella nostra diocesi di Agrigento tanti gruppi che si richiamavano alla spiritualità cristiani nel mondo, cristiani impegnati ad annunziare il Vangelo in tutte le strade, in tutti i luoghi. E Monsignor Di Marco, nei suoi lunghi decenni di vita di sacerdozio, ha formato tante persone, ha diretto tante anime, ha consentito anche a tante persone nel silenzio di santificarsi, come ad esempio Andrea Cilona, che fu negli anni 70, negli anni 80, una figura presente nella comunità cristiani nel mondo, o la signora Letizia Comparetto. Ricordo che noi abbiamo ricordato proprio recentemente Andrea Cilona, figura emblematica all'interno della comunità cristiani nel mondo. Ogni cristiano nel luogo, nell'ambito in cui si trova, ha il dovere di annunziare il Vangelo. Monsignor Di Marco è ritornato nella casa del Padre ormai da alcuni anni ed era giusto e doveroso che noi lo ricordassimo e che tenessimo sempre viva la sua memoria, i suoi insegnamenti e il suo apostolato. Non possiamo dimenticare a tal proposito tutto quello che lui ha fatto per la comunità di Ipogolo, a favore delle persone che si trovano in Africa, dove lì è nata una comunità che anche ha dato tante vocazioni alla vita religiosa. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Siamo alla pagina sportiva, è stata giocata l'11ª giornata del campionato di calcio d'eccellenza. L'Akragas ha pareggiato. Carmelo Lentini. Poteva essere l'occasione giusta per accorciare le distanze dal Dattilo, fermato a San Cataldo. Invece un grintoso e reattivo Cus Palermo ha saputo dare filo da torcere ad un Akragas apparso giù di tono e strappa un pari per certi versi meritato. La compagine cussina ha espresso un buon calcio ed in più di un'occasione ha messo alle corte il quotato avversario, riuscendo a passare in vantaggio per ben 2 volte. Al 29esimo Minnone trova un corridoio libero per Matera, il quale supera Paterniti in uscita. Un gol a freddo e dal primo a fondo che scuote Gambini e compagni. Infatti la rete del pari non tarda ad arrivare. Corre il 34esimo, Biondo palla al piede, viene affrontato con decisione ed atterrato in piena aria. Ineccepibile il calcio di rigore che viene trasformato da Gambino. Ma non è finita. Qualche istante dopo gli ospiti riescono a passare nuovamente in vantaggio. Punizione per gli ospiti, colpo di testa di Rizzo che va a sbattere contro la traversa. Tapin vincente di Monforte e pallone dentro il sacco. Il primo tempo termina con gli ospiti in vantaggio. Nella ripresa l'Akragas, dopo alcuni tentativi a rete, affronta il portiere in uscita
e lo infila all'angolo. Adesso la compagine biancazzurra accelera per vincere la gara, ma si erige un muro impenetrabile da parte del CUS, che strappa un punto importante per la propria classifica. Per quanto riguarda gli altri risultati, si sono registrate le vittorie delle agrigentine Canicattì a Marineo grazie ai gol di Caroni e Iezzi e Pro Favara in quel di Mazzara con la rete vincente di Alù. Pesante sconfitta dello Sporting Vallone che perde a Misilmere per 6-3. I pareggi di Dattilo ed Akragas si rilanciano le ambizioni del Geraci, che si trova adesso ad un solo punto dalla compagine dei Templi, e dello stesso Canicattì, che di punti di distacco ne ha appena 2. La lotta si sta facendo serrata anche nelle zone basse della classifica, con la Pro Favara che vincendo ha raggiunto la San Cataldese a 13 punti. Mister Totovullo, cos'è mancato a quest'Akragas per portare 3 punti a casa? È troppo facile parlare di mancanza adesso. Noi siamo partiti con la certezza e la sicurezza, visto che la partita che avevano fatto qua domenica scorsa abbastanza agevole, pensavamo probabilmente c'è stato un minimo di sottovalutazione dell'avversario, e questo è un gravissimo errore. Ne avevamo parlato in settimana, abbiamo visto una squadra volitiva che ci ha messo in difficoltà sulle ripartenze, non ce l'aspettavamo, probabilmente è stato questo un piccolo errore che noi non abbiamo valutato bene. Però da questo punto di vista devo dire che loro hanno fatto una grande partita e il tempo, quindi la frescura l'ha aiutata. Noi invece abbiamo molte problematiche dal punto di vista fisico, perché ho dovuto fare i cambi, non sono stati cambi tattici, sono stati cambi fisici, perché tutti hanno accusato qualcosa, adduttori e flessori, e dovevo cambiare un altro. E poi non me la sono sentita, perché fare andare Procida dopo tanto tempo che è fuori per pochi minuti su un campo veloce probabilmente gli avrei fatto un danno. Allora l'ho fatto scaldare, però dopo non me la sono sentita, anche perché in linea di massima avevamo noi il vantaggio della palla, la tenevamo sempre noi, quindi andare a cambiare un difensore centrale per far riposare il compagno che aveva qualche piccolo problema al flessore, però non mi sono sentita di fare entrare Procida in quel momento lì, perché un'entrata sbagliata probabilmente si faceva male. Non succedeva, però nel dubbio ormai la partita era indirizzata. Potevamo far gol nell'ultimo quarto d'ora, sono passati 4-5 palloni importanti, però senza grande costruzione. Lì abbiamo sbagliato qualcosa, abbiamo sbagliato molti passaggi, loro erano vero che erano molto chiusi, ma dovevamo sfruttare l'ampiezza del campo e questo non l'abbiamo fatto. Quindi abbiamo molta responsabilità generale, non di singoli giocatori, ma in senso generale non abbiamo interpretato bene la gara. Loro molto bene, hanno corso tantissimo e quindi bisogna dare e rispettare l'avversario. Capitano Giuseppe Gambino, innanzitutto complimenti per la doppietta, nonostante il pareggio si è visto un'Akragas grintosa. Sì, contento per me per i 2 gol, però amareggiato perché potevamo portare a casa i 3 punti, e visto che il Dattilo ha pareggiato, però siamo entrati, come ho detto prima ai vostri colleghi, il primo tempo un po' con freno a mano tirata, siamo stati un po' distratti, abbiamo preso qualche gol, qualche ripartenza di troppo, abbiamo preso gol che ci siamo fatti da soli tra l'altro. Ho detto ai ragazzi che magari con un po' più di attenzione e cattiveria si portava a casa bottino pieno, potevamo parlare di altro, però bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo avuto una reazione perché siamo andati sotto tutte e 2 le volte, abbiamo reagito e bisogna ripartire da questa reazione e lavorare sempre. Vincono invece tutte le agrigentine che militano nel campionato di promozione. Ancora Carmelo Lentini. Ed ora occupiamoci del campionato di promozione. Uno straordinario Casteltermini supera con un netto 4-1 la Forte Folgore di Castelvetrano e consolida la vetta della classifica. La squadra del tecnico Pino La Bianca firma la vittoria grazie alle reti di Piazza, che ha segnato una pregevole doppietta, Giuliano e Fofanà. Più sofferta invece la vittoria dell'Unitas Sciacca, che piega la Nissa per 3-2 grazie alla doppietta di Galluzzo e alla rete di Coco. Da sottolineare che la compagine nissena era riuscita per ben 2 volte a portarsi il vantaggio, poi c'è stata la svolta dello Sciacca. Giornata positiva anche per l'Empedoclina, che è passata in vantaggio, rimedia e supera la Mazzarese per 2-1 grazie alle reti di Abate e Danelli. Anche il Camarat si prende una bella soddisfazione andando a vincere a Partinico per 1-2.
Adesso nei primi 2 posti ci sono 2 agrigentine, il Casteltermini con 24 punti, seguito a ruota ad appena 1 punto dall'Unitas Sciacca. Più staccata l'Empedoclina al 7° posto con 16 punti. È stata giocata la 10ª giornata del campionato di Serie A2 di basket. La Fortitudo è stata sconfitta a Roma, il punteggio è di 81-77. Sentiamo. Allora, intanto complimenti ai nostri avversari. C'è poco da dire, ci hanno sempre superato per energia, sono sempre arrivati prima di noi su tutti i palloni, eloquente il dato rimbalzo d'attacco, hanno preso 21 rimbalzi d'attacco. È chiaro che noi eravamo veramente poco brillanti oggi, abbiamo provato anche ad avere dei buoni stop difensivi e qualche volta ci è anche riuscito. È chiaro che nel momento che tu hai una buona difesa, gli avversari prendono un rimbalzo in attacco, un pochettino la fiducia cala. In attacco non siamo mai riusciti a distenderci, in realtà anche i 77 punti sono frutto molto di situazioni individuali, abbiamo giocato poco di squadra oggi, sicuramente la stanchezza si è fatta sentire, ma non può e non deve essere un alibi per chi fa un lavoro come il nostro. Anche Roma aveva giocato la partita infrasettimanale. Chiaramente quando si è stanchi bisogna provare a fare uno step in avanti e provare a essere un po' più lucidi e a limare un po' gli errori. Non siamo riusciti questa sera a farlo, è chiaro che è una parte importante del nostro percorso. Sapevamo sicuramente che sarebbe stata una partita molto difficile perché in questo momento della stagione la classifica è molto corta. È vero che Roma aveva solamente 2 punti, ma era anche vero che aveva giocato delle partite interessanti, che è una squadra in crescita, che è una squadra fisicamente comunque dotata. Noi avremmo voluto, ma questo a prescindere dal risultato, avremmo voluto giocare questa partita con un'attenzione e una lucidità diversa. Chiaramente abbiamo avuto qualche ragazzo che ha fatto fatica a giocare la partita, però è una cosa che purtroppo nel percorso di ogni squadra con tanti giovani come la nostra può capitare. Il rammarico c'è perché probabilmente bastavano veramente poche cose fatte meglio per riuscire a portare a casa la seconda trasferta consecutiva, e per noi sarebbe stato veramente molto 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 importante in termini di classifica e anche di fiducia. Il rammarico più grande forse è proprio questo, no? Non essere riusciti a riprenderla, soprattutto insomma i punti di distacco non erano tanti, quindi è mancato poco in una brutta serata, nonostante tutto è mancato poco ad Agrigento per vincere. Sì, è mancato poco, noi non siamo mai riusciti a fare la cosa giusta al momento giusto. D'altro canto c'è da dire che Roma invece è sempre riuscita, e questo va dato comunque merito agli avversari, senza nulla togliere ai nostri demeriti, chiaramente va dato merito agli avversari che hanno fatto una partita emotivamente per loro era molto difficile, sono riusciti a fare le cose giuste nei momenti delicati del match e quindi ho fatto i complimenti a loro. È chiaro che da parte nostra avremmo potuto e dovuto fare di più in certi momenti, purtroppo è andata così. Nervosismo dovuto alla stanchezza? Nervosismo sicuramente, ed è una cosa comunque da riprendere in settimana, da valutare. Dovuto alla stanchezza sì, potrebbe essere una bella scusa, un bel alibi. In realtà probabilmente la squadra voleva giocare in maniera diversa, non è riuscita a fare la partita che si aspettava, e la nostra gestione nervosa delle energie e delle situazioni sotto stress ancora è la gestione di una squadra non ancora del tutto coesa, compatta per motivi diversi. A lei coach non piace parlare dei singoli, piace più parlare del gruppo, però questa sera forse il contributo, l'apporto dei grandi è un po' venuto meno. Abbiamo visto Moretti molto bene, abbastanza bene. Sì. Forse è mancato l'apporto dei... Sì, devo dire che ad oggi i nostri veterani hanno sbagliato veramente poco o niente. Forse qui mi permetto di dire le 3 partite in 6 giorni per quanto riguarda loro hanno inciso, però comunque proprio perché i veterani mi aspetto una gestione poi degli errori diversa anche da parte loro. Chiaramente i giovani a volte ci sono, a volte no, a volte vanno aspettati, diciamo che fa un po' tutto parte di un processo di crescita, però noi abbiamo quantomeno l'ambizione, non a livello di risultati ma a livello di formare il gruppo, abbiamo l'ambizione di fare tutto questo molto velocemente. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.